La gestione degli appalti per la ristorazione nella sanità veneta, 5 le persone a processo, rinviata l'udienza preliminare che vede coinvolto l'ex DG della sanità Mantoana e l'ex direttrice di Azienda Zero Simeonato. Intanto in queste ore l'ufficialità della nomina del nuovo direttore generale della sanità veneta al posto di Luciano Flora, il 65enne Massimo Annichiarico, che ha guidato fino ad oggi la sanità del Lazio. Nel 2017 era stato radiato dall'Ordine dei Medici per le sue posizioni contro i vaccini. Il cardiologo trevigiano Roberto Gava vince ricorso in Cassazione perché la commissione che decise la punizione era composta da 4 membri e non 5. Attesa per gli accertamenti sui resti umani rinvenuti a Marghera, a trovarli un giovane ucraino dipendente di una cooperativa. Colpito da un malore fatale a poche ore dalla pensione, un uomo di 58 anni è morto nell'azienda dove lavorava a Piazzola sul Brenta, stava festeggiando con i colleghi. I carabinieri arrestano a Rosà un 17enne per spaccio di droga. In casa trovati 16 kg tra hashish e marijuana, avrebbero fruttato 100.000 euro. Spaccata e tentata spaccata questa mattina a Mestre in 2 attività di Viale San Marco, nuovamente preso di mira il salone di estetica Gaia, dove la titolare ha subito un furto al mese. Treviso, casa dell'Italia di rugby Under 20 che inizia venerdì il suo torneo 6 nazioni e lo stadio di Monigo in futuro potrebbe vedere la capienza aumentata fino a 10.000 posti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca giudiziaria con la gestione degli appalti per la ristorazione nella sanità veneta, udienza preliminare a Padova, 5 le persone a processo. La data sarà fissata la prossima settimana, rinviata invece al prossimo 29 marzo l'udienza preliminare che vedeva coinvolto l'ex direttore della sanità Domenico Mantoana e l'ex direttrice di Azienda Zero Patrizia Simeonato. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per gli imputati delle 2 società di Serenissima Ristorazione e dell'altra società davanti al Tribunale Monocratico di Padova e verrà fissata la data d'udienza la prossima settimana perché il computer è in tilt. La data del processo sarà fissata la prossima settimana. Sono chiamati a rispondere di turbativa d'asta nell'assegnazione della ristorazione, un appalto da oltre 300 milioni di euro, le 2 società coinvolte nell'inchiesta sulla sanità veneta, il Colosso delle Mense, Serenissima Ristorazione ed Euro Ristorazione. A processo Mario Puttin, presidente di Serenissima Ristorazione, il figlio Tommaso e poi Giuliano Ongaro, Flavio Massimiliano Faggion e Carlo Ernesto Gardin, responsabili della seconda ditta coinvolta. Rinviata al 29 marzo per problemi di notifica l'udienza preliminare nei confronti di Domenico Mantoan, ex direttore generale della sanità veneta, e di Patrizia Simeonato, all'epoca direttrice di Azienda Zero, accusati di aver investito illecitamente denaro in formazione. 8 faldoni di 10.000 pagine con un massiccio uso di intercettazioni telefoniche. Tanto il materiale raccolto dalla Procura di Padova con la PM Silvia Golin, titolare dell'indagine. Nel corso dell'udienza preliminare si sono costituiti parte civile la Regione e Azienda Zero. Mentre sul piano dei ricorsi amministrativi il TAR e il Consiglio di Stato avevano ritenuto che l'operato fosse corretto, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio è un dovere istituzionale per l'ente pubblico esercitare l'azione civile per i danni subiti, perché questa gara dovrà valutare la pubblica amministrazione, ma dovrà essere possibilmente annullata all'esito di questo. Il dovere dell'ente pubblico in questo caso, essendoci un potenziale danno, era a tutela dell'interesse pubblico e della Regione sostanzialmente di costituirsi parte civile. Ed in queste ore l'ufficialità della nomina di Massimo Annichiarico come nuovo direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione del Veneto. Prenderà il posto di Luciano Flori, in pensione dal 30 dicembre. Medico, nato nel 1958 a Taranto, il dottor Annichiarico si è laureato all'Università degli Studi di Bologna con il massimo dei voti e la lode. Sempre con lode si è specializzato in medicina interna e in cardiologia. Fino ad oggi ha ricoperto l'incarico di direttore regionale della direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.
La sua era una posizione anti-vaccini ben prima dell'emergenza Covid, tanto da essere stato radiato dall'Ordine dei Medici di Treviso nel 2017, ma la Cassazione ora ha cancellato la sentenza di 5 anni fa della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nei confronti del cardiologo trevigiano Roberto Gava, annullata per un vizio di forma. La Commissione doveva essere infatti composta da almeno 5 membri, ma la decisione era stata presa da 4 membri, presidente e 3 giudici. Nel 2017 il procedimento fu aperto a seguito della pubblicazione di note giornalistiche, divulgazione di notizie sui social network e pubblicazioni varie che si riteneva costituissero una propaganda contro le vaccinazioni pediatriche in contrasto con le indicazioni nazionali ed internazionali, nonché con le disposizioni del Servizio Sanitario Nazionale e le direttive regionali. Nel 2020 la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie confermò la radiazione. Con la decisione della Cassazione ora il fascicolo è stato rimandato alla Commissione che dovrà esaminare nuovamente la vicenda. Ed ora il disegno di legge sull'autonomia differenziata delle regioni che domani approderà in Consiglio dei Ministri e la politica si divide. La realizzazione di un progetto che dà corso ovviamente a quello che era il progetto dei padri costituenti. Diciamo a tutti che l'autonomia che vogliamo è quella scritta in Costituzione. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata approderà domani in Consiglio dei Ministri. Esulta il presidente del Veneto Zaia che parla di giornata storica. È chiaro che l'autonomia non spacca i paesi. Se fosse così non percepiremo ad esempio la Germania come una grande nazione. La Germania ha un'autonomia che qui in Italia ce la sogniamo. Ma sul DDL, ritoccato ieri in preconsiglio e che domani verrà discusso e probabilmente approvato a Palazzo Chigi per poi passare alla conferenza unificata, la politica si divide. Di progetto che non risponde per nulla ai principi democratici del regionalismo, come era inteso dai padri costituenti, parla Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Per la presidente di Azione Mara Carfagna l'autonomia modello Calderoli non rispetta il dettato costituzionale e spacca l'Italia. Ma anche all'interno del PD le posizioni sono differenti tra chi boccia il progetto leghista e chi, come l'europarlamentare Achille Variati, plaude l'autonomia purché venga risolto il nodo dei diritti civili e sociali degli italiani. Perché solo così supereremo l'ostacolo che da una buona parte dell'Italia, guardando al Veneto, guardando all'Emilia Romagna e guardando alla Lombardia, dicono ecco, questi sono gli arricchiti che si vogliono tenere i loro soldi. No, non è così. Questi sono coloro che ritengono che le funzioni, passando dallo Stato alla Regione, a parità di risorse, forse addirittura risparmiando risorse, si daranno servizi migliori. L'importante è che la questione approdi in CDM, ribadisce il leghista Gian Antonio Darè, sottolineando la questione della responsabilità di spesa delle regioni nelle materie in oggetto. Ci sono regioni trainanti come il Veneto, come l'Emilia Romagna, come la Lombardia e quant'altro, altre purtroppo che sono in sofferenza. Nessuno lascia a piedi nessuno, però il senso di responsabilità e il senso civico su quelle che sono le risorse che vengono date e introitate a Roma poi devono essere distribuite sul territorio in maniera equa e soprattutto capire che quei soldi non vanno buttati via. E sulla questione autonomia intervengono oggi gli artigiani di Padova. Abbiamo molte aspettative. Sull'autonomia misureremo il governo. Onestamente eravamo convinti che a questo giorno qui e a questo anno qua avremmo risolto molti problemi. E quello che si chiede è il rispetto della volontà del popolo, il rispetto della volontà dei nostri imprenditori che hanno creduto che fosse possibile migliorare le cose andando a votare per il referendum ed esprimendosi per un'autonomia spinta. Se giovedì la bozza del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata approderà in Consiglio dei Ministri, resta scettico il mondo imprenditoriale veneto che il provvedimento lo attende da oltre 5 anni, dal 22 ottobre 2017.
Il 53% tra i piccoli imprenditori padovani aderenti a Confartigianato Imprese, in un sondaggio realizzato prima delle ultime elezioni politiche, aveva risposto che l'autonomia non sarebbe mai stata realizzata, il 32% che si sarebbe fatta solo in parte. Per questo gli imprenditori pungolano il governo Meloni. Siamo pronti a misurarlo sui fatti, lo misureremo sull'autonomia. Un tentativo di migliorare le cose in realtà viene un po' insabbiato, viene un po' messo in secondo piano con problematiche magari che non vengono comprese benissimo. Ricordo che le imprese artigiane nella sola provincia di Padova sono circa 25.000, 24-25.000 con più di 60.000 impiegati in queste aziende e dunque sono una voce importante, credono molto in questa riforma, ripeto i numeri dei referendum sono stati chiarissimi, dunque è difficile anche capire perché non si vada avanti con la volontà popolare. Se il governo in questo momento appare deciso, l'attesa cresce tra imprese che ritengono il provvedimento sempre più necessario. Potrebbe essere che avendo una catena più corta, decisionale, amministrativa, burocratica, sicuramente noi troviamo dei vantaggi in questa cosa qua. In più, secondo me, è possibile un autocontrollo che si fanno le stesse regioni, le quali hanno solo interesse a vedere che le cose vadano bene e che non succedano cose strane. Colpito da un malore fatale a poche ore dalla pensione, un uomo di 58 anni è morto nell'azienda dove lavorava a Piazzola sul Brenta. Poche ore di lavoro prima della pensione. È stato un malore improvviso a togliere la vita a Michele Barco, 58 anni, di Piazzola sul Brenta. L'uomo è morto all'interno della nota azienda tessile per cui lavorava da oltre 40 anni. Un momento difficilissimo per tutti i colleghi che hanno tentato invano di prestargli i primi disperati soccorsi nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Niente da fare, neppure i sanitari sono riusciti a rianimare l'uomo. Quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in una tragedia che ha lasciato in lacrime una famiglia e la grande famiglia che Michele Barco aveva ormai anche al lavoro. I brandelli dei vestiti accanto alle ossa ritrovate in via della Chimica a Marghera appaiono leggeri e potrebbero far risalire la morte all'estate scorsa, ma le prime risposte di quello che rimane a tutti gli effetti un giallo potranno arrivare solo dagli esami di laboratorio. Era un uomo o una donna? È stata una morte violenta o accidentale? Tutti gli interrogativi rimangono aperti, appesi al risultato delle analisi di laboratorio già disposte sui resti umani scoperti lunedì in via della Chimica a Marghera, in uno stato tale da rendere impossibile qualsiasi ipotesi se non quella che dovessero trovarsi lì da parecchio tempo, in una zona industriale in cui a piedi non passa nessuno, all'ombra di pile di container alte come condomini, tra i rifiuti e le erbacce di un'isola verde a 2 passi da una strada percorsa da un traffico infinito di mezzi pesanti. Il ritrovamento è avvenuto casualmente proprio durante dei lavori di manutenzione del verde pubblico svolti da una cooperativa di Favaro. È una cooperativa che lavora per il comune e che contribuisce al reinserimento sociale di persone che hanno avuto dei problemi con la legge, quindi che si trovano a svolgere dei lavori di pubblica utilità, quindi dei lavori che servono perché il verde è di tutti, a tutti, ecco. I vestiti indossati, di cui sopravvive poco, sembrano leggeri, circostanza che farebbe pensare ad un decesso avvenuto durante un periodo caldo. È stato un giovane ucraino che lavora per la cooperativa di Favaro a trovare casualmente i resti. Hai avuto modo di parlare con questo ragazzo? No, ancora no, però nei prossimi giorni mi sono ripromesso di chiamarlo per sentire un attimo, perché francamente è una vicenda che inquieta molto. So che stanno facendo delle ricerche sulle persone che sono state scomparse per capire col DNA se poi è compatibile con qualcuno di questi scomparsi. Speriamo che ne venga accertata l'identità quantomeno, e spiace anche per questa notizia francamente. E torniamo ora sull'omicidio di Adriano Armelin, massacrato nella sua abitazione a Pieve di Soligo lo scorso marzo. Domani l'interrogatorio di garanzia per il 36enne marocchino che deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario aggravato. Posso capire emotivamente tutto quanto, ma secondo me adesso l'imputazione è sovradimensionata. Non ci sta l'avvocato Filippo Viggiano, legale di Mohamed Boumarwan, il 36enne marocchino accusato di omicidio volontario aggravato dalla finalità della rapina, che non esclude un altro passo. Non so se
se faremo ricorso al Tribunale della Libertà. Questa è solo una possibilità, tiene a precisare il legale, il cui assistito ora rischia l'ergastolo. Ma a spiegare la motivazione che ha portato il pubblico ministero a questa nuova contestazione è il capo della Procura di Treviso, Marco Martani. 29 lesioni contusive esterne dimostrano un particolare accanimento nei confronti della vittima, che è stata colpita almeno con 2 diversi corpi contundenti, che è incompatibile con la non volontarietà dell'esito finale della morte. Fra le aggravanti contestate, quelle della crudeltà. L'aggravante della crudeltà in particolare è stata contestata perché appunto queste 29 lesioni inferte su una persona di 82 anni e legata, le gambe parzialmente legato, sono sicuramente modalità crudeli per compiere un atto che è comunque un atto efferato come l'omicidio. Diversa la posizione della difesa, secondo la quale ci sarebbero delle attenuanti. Guardi che se uno è come era ubriaco, se uno ha assunto stupefacenti, eccetera, cioè dedurre poi che dalla pluralità dei colpi la volontà omicida, si potrebbero fare tante obiezioni. Immediata la risposta del capo della procura. Sono aggravanti per le quali è previsto l'ergastolo, poi chiaramente questo non sempre consegue l'ergastolo, perché potrebbero in giudizio emergere anche delle attenuanti che io per il momento sinceramente non riesco a vedere. Ed ora la tragedia di Sequals in provincia di Pordenone, dove ieri mattina ha perso la vita l'imprenditore 45enne di Trichiana Igor Schiocchet, precipitato con il suo elicottero sul greto del Meduna. Sono 2 le inchieste aperte per incidente aereo, la prima in mano alla procura di Pordenone, la seconda è stata disposta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. Igor era una persona molto conosciuta e molto stimata per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno nell'ambito dell'associazionismo. È una comunità sotto shock quella di Borgo Valbelluna, in special modo il municipio di Trichiana, dove Igor Schiocchet risiedeva e svolgeva la sua professione. La notizia della morte dell'imprenditore di 45 anni è piombata come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio di ieri. Igor Schiocchet stava rientrando a Trichiana dal Pordenonese assieme all'amico Alessandro Bogo. Entrambi erano a bordo del loro velivolo e Bogo lo precedeva. Cosa sia accaduto in aria è ancora impossibile da stabilire. Errore umano, guasto meccanico o malore, le ipotesi investigative della Procura di Pordenone, che sullo schianto del velivolo e la morte del pilota ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo e altri reati minori. La zona dello schianto è stata mappata dai carabinieri del reparto investigazioni scientifiche anche con l'utilizzo di droni. Un'altra inchiesta parallela è stata avviata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che nella zona del disastro ha inviato un investigatore. Igor Schiocchet era un pilota esperto e aveva conseguito attestati di volo multidisciplinari. Conosceva bene il territorio alpino che frequentava ogni qualvolta il lavoro gli concedeva una pausa. Io lo ricordo in particolare per aver anche lavorato per il comune nell'impiantatura di alcuni edifici scolastici, sempre con grande puntualità, professionalità, ma lo ricordo anche, e molti lo ricordano, per le sue passioni, in particolare quella legata al mondo del motoristico sportiva. Igor aveva creato una scuderia di rally con sede a Romano de Zellino e con questa partecipava alle gare sportive, l'ultima lo scorso novembre a Bassano. Il sindaco di Borgo Valbelluna in queste ore ha raccolto il sentimento unanime di incredulità dell'intera comunità per quanto accaduto. Ovviamente ci uniamo con un grande sentimento di affetto nei confronti della famiglia e di tutti i suoi cari. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta TG del Veneto, la cronaca ci porta ora a Bassano con l'arresto di un 17enne per spaccio di droga.
16 kg di stupefacenti nascosti in casa per un valore che sul mercato sfiora i 100.000 euro. In manette un ragazzo di 17 anni, bloccato un giro di spaccio tra giovani del Bassanese che durava da mesi. I carabinieri di Rosà, a seguito di controlli sul territorio, hanno rinvenuto nell'abitazione che il minore condivide con i genitori un vero e proprio supermercato della droga. Dopo una serie di appostamenti e pedinamenti del minore a seguito di movimenti sospetti, i militari, su delega della Procura della Repubblica, hanno avviato la perquisizione domiciliare e qui la sorpresa. Hanno rinvenuto i 16 kg tra hashish e marijuana suddivisi in sacchetti da 1 etto e da 1 chilo pronti per la cessione. Oltre allo stupefacente sequestrato è stata rinvenuta una pistola scacciacani priva del tappo rosso, fedele riproduzione della Beretta 92 FS in uso alle forze di polizia. Il giudice ha convalidato l'arresto del 17enne che ora si trova nel carcere minorile di Venezia. Visto il quantitativo di droga e il valore dello stupefacente, le indagini dei militari stanno proseguendo per capire se siano coinvolte anche altre persone nel giro dello spaccio. Spaccata e tentata spaccata questa mattina Mestre in 2 attività in Viale San Marco, nuovamente preso di mira il salone di estetica Gaia. Questa mattina alle 5:18 mi è suonato l'allarme nel telefono e sono nuovamente, per la terza volta, nell'arco di qualche mese, rientrati nel mio negozio a rubare. Da novembre ad oggi la sua attività ha subito una spaccata al mese. Dopo l'ennesima razzia di questa mattina è quanto denuncia la stessa titolare del salone di estetica. Il fondo cassa, 50 euro, niente. I danni però della porta, come al solito, sono ingenti. Spaccata nella notte qui al centro estetico del Viale San Marco a Mestre, dove i ladri si sono impossessati del fondo cassa provocando diversi danni all'istituto, e poco prima al civico 148 una tentata spaccata al negozio di parrucchiera. Qui però qualcuno o qualcosa deve aver disturbato il o i banditi che si sono diretti al vicino civico 146 dall'estetista, appunto, dove hanno provocato diversi danni sia alla porta che alla vetrina d'ingresso, riuscendo, come detto, a scardinarle entrando indisturbati. Insomma, l'allarme funziona sì, ma non come deterrente? Assolutamente no, perché qui ormai in questa Mestre è lecito tutto, si ruba, si rompono le vetrate dei negozi, si aprono le porte, tanto ormai si sa che si esce tranquillamente indenni, no, da questo, paghiamo noi. Mestre città oramai alla deriva è in mano a banditi e delinquenti per il quale il giorno, al pari della notte, non rappresenta un ostacolo per le loro attività criminali, lo sfogo dell'estetista. Dicono che ci sono controlli, i comitati fanno esattamente come fa il nostro governo. Parlano e nessuno fa più niente. Ed ora lo sport. Treviso, casa dell'Italia di rugby under 20 che inizia venerdì il suo torneo 6 nazioni allo stadio di Monigo. In futuro potrebbe vedere la capienza aumentata fino a 10.000 posti. Treviso, lo stadio Monigo, sono ormai a tutti gli effetti una casa per la nazionale under 20 di rugby che sta per affrontare, come i fratelli maggiori, il 6 nazioni, il torneo più antico del mondo. Primo appuntamento venerdì 3 febbraio contro la Francia, e proprio gli azzurrini l'anno scorso, grazie anche alla spinta di Monigo e dei suoi tifosi, ha ottenuto ben 3 vittorie in 5 partite giocate, un risultato eccellente che quest'anno sperano di ripetere. Aspetto delle prestazioni, delle ottime prestazioni che possono poi sicuramente risultare delle partite equilibrate, competitive sempre, e poi speriamo di avere così la fortuna e la bravura di centrare qualche risultato positivo. Treviso ormai punto di riferimento per il rugby anche da parte della federazione, che riconosce la grande spinta della città di Treviso, accogliente con i giocatori e con i tifosi che arrivano da fuori, quest'anno da Francia, Irlanda e Galles. Gli appuntamenti sempre al venerdì, il 3 e 24 febbraio e il 10 marzo. Il pubblico di Treviso, l'atmosfera dello stadio di Treviso è stata una spinta importante per raggiungere i risultati che sono stati raggiunti, e di conseguenza è venuto naturale riconfermare questa sede. Cosa rappresenta per l'Italia? Ci gioca la
la squadra in questo momento migliore che abbiamo in Italia, per cui rappresenta molto. Un evento questo che arricchisce il patrimonio sportivo di Treviso, che è già per praticanti e risultati una sorta di capitale italiana dello sport. Rientra in quel cartellone di grandi eventi sportivi che richiamano la nostra città, che hanno una valenza certamente sportiva, perché saremo tutti a tifare i nostri campioni dell'Italia, ma anche turistica, per una città che ha questa vocazione sportiva da sempre e che continua a attirare questi grandi eventi. E poi niente di ufficiale, dietro le quinte Benettone e amministrazione stanno lavorando per ingrandire lo stadio. Si parla di una capienza futura di 10.000 posti che permetterebbe di ospitare anche la nazionale maggiore, non per i 6 nazioni vincolato a Roma, ma per le partite amichevoli che gli azzurri disputano ogni novembre. Ed era questo l'ultimo servizio per il TG del Veneto. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Un'occhiata alle previsioni meteo per le prossime ore. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Alta pressione prevalente, il tempo si mantiene buono nella giornata di giovedì 2 febbraio. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto possibili foschie o nebbie fino al mattino sulle zone di pianura. Localmente potranno essere anche fitte e persistenti. A seguire tanto sole ovunque, probabili precipitazioni a carattere nevoso sulle Dolomiti, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 1 e meno 2 gradi, massime tra 5 e 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove al mattino saranno possibili nebbie o foschie su pianura e costa, ma in rapido dissolvimento con il passare delle ore, quando sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime tra meno 1 e 4 gradi, massime sui 5 e 9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, come ci mostra la nostra grafica. Il cielo sarà poco nuvoloso, locali nevicate sui settori di confine. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sugli 8-10 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.